Si chiama Magnolia la nuova casa di residenza per anziani, ubicata lungo la strada statale 189 Agrigento Palermo a Cammarata, un'ampia struttura di circa 1300 metri quadrati coperti con una superficie destinata a parco verde. La residenza offre un servizio di assistenza globale attivo 24 ore su 24, erogando servizi in regime residenziale e semiresidenziale. Può ospitare circa 40 anziani, autosufficienti e non. Al suo interno una specializzata equipe multiprofessionale offre una qualificata assistenza adeguata alle esigenze degli ospiti e delle loro famiglie, un bel esempio di imprenditorialità portata avanti dalla società cooperativa Riva, nonostante il periodo di crisi esistente che stiamo attraversando in preda alla pandemia. È stato un pensiero che si coltivava da tempo e volevamo dare alla terza età la possibilità di continuare a vivere in maniera serena e avendo spazi all'esterno e avendo un'assistenza e dei servizi che li facesse continuare a vivere e a sorridere. È inaugurato il 2 ottobre 2021, noi offriamo un'assistenza H24, offriamo sia servizi alberghieri che servizi sociosanitari, quindi durante il mese della permanenza della persona noi offriamo il servizio di barbiere, di parrucchiera, l'igiene alla persona, l'igiene quindi della struttura dove la persona alloggia, la ristorazione, il podologo, l'estetista, quindi tutto un complesso di cose. Inoltre di recente abbiamo inserito pure la massoterapista con la finesioterapia. E abbiamo tutti gli spazi che ci permettono di fare inoltre anche all'esterno della struttura un insieme di attività tipo la pet therapy, possiamo fare anche ortoterapy, giardinaggio e ogni settimana viene il prete a celebrare messa anche nelle festività. Quindi siamo un servizio molto completo perché abbiamo un organigramma composto da medico, infermiere, l'assistente sociale, poi ci sono OS, OSA, 2 persone alla reception, siamo attivi 365 giorni l'anno, H24, ma offriamo anche servizi che possono essere a tempo, tipo se c'è una persona che ha una necessità per una settimana, per un mese, per periodi, quindi si concorda, quindi che siano diurni o notturni con la responsabile della struttura e quindi si fa un piano individualizzato solo per quella persona. Ci sono anche delle strutture autonome, ho visto che Sì. chi vuole venire può, tipo un po' albergo. Sì, abbiamo 3 monolocali, quindi che sono costituiti da una zona open space, quindi cucina, salone. Tenga conto che sono identiche nell'arredamento e nei servizi alle altre camere che ci sono in struttura, quindi più la camera da letto che può ospitare 2 persone, quindi con letti singoli o con letto matrimoniale, e il bagno sempre adibito a normalegge per i disabili, come in ogni altra stanza della struttura. Ogni stanza della nostra struttura è munita di aria condizionata, riciclo dell'aria, internet e televisore, sono ognuna a un'illuminazione naturale, quindi con finestre o balcone, quindi possiamo dire che ci siano tutti i comfort anche nei monolocali, ma possono usufruire soprattutto, anche se mantengono la loro indipendenza, dei servizi che noi offriamo. Parliamo anche di Covid, una struttura chiaramente che segue rigidamente i protocolli in tal senso, quali? Allora, tenga conto che noi permettiamo ad oggi le visite, quindi dei familiari degli ospiti della nostra struttura, però devono comunque avere il Green Pass rinforzato, muniti di mascherine FFP2, il monitoraggio della temperatura e l'igienizzarsi comunque all'ingresso della struttura. Nella nostra reception ci sono 2 persone quindi che si turnano o di mattino o di sera, noi permettiamo di fare queste visite in un orario controllato e richiediamo semplicemente questo, manteniamo le distanze di sicurezza sia tra l'ospite e il parente sia tra ospite ed altri ospiti, quindi rispettiamo, subito dopo sanifichiamo gli ambienti, per questo abbiamo tutta un'area iniziale subito dopo la reception adibita solo per le visite. Tra l'altro c'è anche un ottimo servizio mensa. Sì,
Noi garantiamo 5 pasti al giorno, c'è un cuoco, ovviamente seguito da un nutrizionista che fa una serie di diete sia per età, per sesso e per stagione. E non solo questo, in base alle patologie che l'utente all'ingresso quindi porta con sé, noi facciamo anche un menù sulla base di ciò. E noi garantiamo questi 5 pasti che sono la colazione, lo spuntino a mezza mattinata, il pranzo, lo spuntino poi il pomeriggio e la cena, seguendo sempre le indicazioni sia del medico di base in accordo con il nutrizionista. Chi vuole maggiori informazioni? Sì, ci può contattare o presso i nostri recapiti telefonici degli uffici o del cellulare, tutto si può trovare sul nostro sito, quindi la Residenza Magnoli ha un sito che permette di fare anche un tour virtuale per vedere diciamo com'è sia all'ingresso che all'interno di ogni singola stanza. Inoltre si può trovare anche la richiesta di inserimento, quindi chi volesse un preventivo e volesse sapere maggiormente diciamo specificatamente per quel caso del proprio parente può inviarci questa richiesta e noi risponderemo nel breve tempo possibile.